Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 insieme anche oggi per raccontarvi i fatti principali della giornata. Tra pochissimi istanti andremo a Mogliano con Cristiana Arboit per raccontare dell'accoltellamento di ieri sera in pieno centro città. C'è la giunta, c'è il sindaco, la giunta intera in sopralluogo sul luogo di questa vicenda di sangue, ma prima andiamo a Fonte, andiamo dalla nostra Monica Smiderle perché oggi è stata una giornata di commozione, di ricordo di Adel, il 18enne morto per un infarto. I suoi compagni di scuola e tutta la sua scuola hanno voluto ricordarlo così. Raccontaci tutto, Monica, buongiorno a te e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo al CFP di Fonte, la scuola frequentata da Adel Alvarez Hernandez, il 18enne che ha perso la vita lunedì scorso a causa di un malore. Con me c'è Andrea Mangano, che è il direttore del CFP di Fonte. Come dicevi tu, grande commozione. Oggi i ragazzi sono rientrati a scuola questa mattina dopo la vacanza per il carnevale e hanno portato dei fiori che sono stati posizionati sopra il banco di Adel. Grande commozione, direttore, insomma lei mi racconta un po' che cosa è successo stamattina. Questa mattina con tutti i ragazzi ci siamo ritrovati nella nostra aula magna e abbiamo voluto avviare un momento di riflessione con tutti i ragazzi, un momento in cui i ragazzi potessero far uscire le loro emozioni, perché sono stati veramente molto colpiti da questa grave perdita che la nostra scuola a stretto giro di posta rispetto a quanto accaduto già precedentemente con Timothy ha subito, e quindi i ragazzi avevano la necessità di poter esprimere appunto le loro emozioni e far uscire il dolore che hanno dentro. Ricordiamo appunto anche il caso di Timothy Dalbello, il 16enne che è morto qualche settimana fa a causa di un incidente stradale. Entrambi, Adel e anche Timothy, frequentavano questa scuola ed entrambi vivevano a Casella d'Asolo. Sì, è un qualcosa che veramente ha dell'incredibile. Noi, nessuno credo è preparato ad affrontare una cosa di questo tipo e noi stiamo cercando di farlo al meglio, cercando di far capire ai ragazzi e soprattutto alle famiglie quanto la scuola voglia essere vicino a loro per aiutarli a superare questo momento così forte e così doloroso. Noi siamo entrati nella classe di Adel, ci sono i fiori, c'è questo cuore di fiori che è posizionato sopra il suo banco. Abbiamo visto dei ragazzi davvero molto provati, c'è poca voglia di parlare. Sì, i ragazzi in questo momento non riescono a tirar fuori le emozioni, hanno voluto in maniera simbolica, e questa è stata una bellissima iniziativa, preparare questa corona di fiori, posizionarla sul banco, perché loro vogliono ricordare Adel come se fosse presente, un ragazzo, come dicevo, che portava gioia, un ragazzo propositivo, un ragazzo che trascinava un vero leader positivo della classe, che era in grado di sapersi interfacciare al meglio con gli adulti, con i compagni di classe, con me, e quindi la classe sente venir meno un pilastro fondamentale della loro quotidianità. Ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Adel, si attende la data del funerale che potrebbe essere sabato mattina nella chiesa di Casella d'Asolo. Che informazioni avete, direttore? Sì, anche noi abbiamo all'incirca queste informazioni, che potrebbe essere sabato mattina verso le ore 11, stiamo attendendo conferme, sicuramente i nostri ragazzi, il nostro corpo docente sarà presente, stiamo preparando un'attività con un cartellone speciale dove ciascuno della nostra scuola possa scrivere un'emozione, un ricordo da lasciare poi ai genitori di Adel.
Io ringrazio il direttore del CFP di Fonte, Andrea Mangano. Se non ci sono domande restituisco la linea. Grazie Monica e grazie al direttore Mangano per questo dovuto ricordo per Adele. Adesso, come anticipato, ci spostiamo a Mogliano Veneto per raccontare quanto accaduto ieri sera nella centrale piazza Teatro, dove un 24enne è stato accoltellato alla schiena da una persona incappucciata e caccia all'uomo, e in questi istanti, ma ce lo confermerà il nostro Cristian Arboit insieme a Francesca Pezzo, dovrebbe esserci un sopralluogo della giunta guidata dal sindaco Bortolato. Buongiorno Cristian. Buongiorno Francesca, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo più o meno sul punto esatto dell'aggressione avvenuta ieri sera verso le 21:50 qui nel cuore, nel salotto buono di Mogliano Veneto, piazzetta Teatro, uno dei luoghi più conosciuti. Cos'è successo? Due moldavi 24enni erano seduti probabilmente su questo muretto quando uno dei due è stato preso alle spalle, di fatto aggredito alle spalle da un uomo incappucciato che lo ha di fatto accoltellato. L'uomo è ovviamente stramazzato a terra e poi soccorso. Attimi chiaramente concitatissimi, è intervenuto il personale del SUEM 118 di Treviso e i carabinieri della stazione di Casale sul Sile. Un fatto particolarmente grave. Va detto che questi due 24enni moldavi residenti a Mogliano sono gravati da precedenti di polizia, hanno un curriculum delinquenziale di tutto rispetto, quindi potrebbe essere stato anche un regolamento di conti, è una delle piste. Comunque resta un fatto particolarmente grave, lo ripetiamo, questo aggressore travisato ha colpito alle spalle con una coltellata, con un fendente, il connazionale, quindi fatto grave. Per questo in sopralluogo proprio in questi minuti, proprio ora, c'è mezza giunta comunale guidata dal sindaco Davide Bortolato, quindi saluto e ringrazio Enrico Maria Pavan, Giorgio Copparoni, Marco Donadella, assessore alla sicurezza, e ovviamente il primo cittadino Bortolato. Qual è la sua reazione, sindaco? Sì, buongiorno, siamo venuti a renderci conto con i nostri occhi di quello che è accaduto, un fatto assolutamente da non minimizzare. Non dobbiamo neanche creare però allarmismi, insomma, stanno indagando gli inquirenti, i carabinieri ieri sera sono intervenuti subito, abbiamo qui vicino delle telecamere di videosorveglianza e stiamo capendo esattamente quello che è successo. Ecco, abbiamo investito e stiamo investendo molto sulla sicurezza, specialmente nella videosorveglianza, lo ricordo, più di 800.000 euro, e anche questa volta servirà sicuramente a capire come sono andate le cose. Ecco, assessore Donadella, non l'ha messo apposta ovviamente questo cartello alle sue spalle, l'area è videosorvegliata, quindi sì, in questo momento si stanno passando a setaccio le immagini. Sì, so che le forze dell'ordine hanno già controllato quelle che sono le immagini della videosorveglianza che è nuova questa perché è stata installata poco più di un anno fa, pertanto siamo sicuri che il prima possibile beccheranno chi ha commesso il reato. Quindi ci dovrebbe essere anche una buona risoluzione se sono videocamere di nuova generazione. Scusa? Una buona risoluzione delle immagini. C'è una buona risoluzione, è accaduto in un angolo, diciamo, si vedono parzialmente da quello che mi è stato detto dal comandante. Comunque è tutto in mano alle forze dell'ordine. Poi era travisato, ma comunque ci saranno anche delle testimonianze. Tra l'altro uno dei gestori del bar a teatro qui vicino mi diceva appunto, poi magari lo sentiremo per i telegiornali di questa sera, che appunto verso le 22 ieri sera qui c'era un dispiegamento di forze. Sindaco, lei diceva un fatto grave ma isolato. Resta il fatto però che parliamo di due moldavi 24enni residenti a Mogliano con gravi precedenti penali, così ci è stato confermato, quindi gravi precedenti penali, reati contro il patrimonio,
patrimonio, probabilmente spaccio di sostanze stupefacenti. È verosimile arrivare anche a dei DASPO urbani, adesso che c'è questa facoltà in capo ai sindaci? Lei si sta già confrontando con la questura in tal senso? Sì, ci confronteremo qui a breve, capiremo, sono personaggi già conosciuti alle forze dell'ordine, capiremo cosa fare e può essere anche questa la soluzione, il DASPO. C'è da dire che in un'altra zona qui vicino dove avevamo dei problemi la situazione si è risolta. Parliamo dell'Acadoro, più volte ne abbiamo parlato. Sì, Corti Benedettino, lì la situazione è migliorata tantissimo dopo un grande lavoro che è stato fatto dalla nostra polizia locale, dai carabinieri e si sta risolvendo la situazione in città, insomma, per quanto riguarda la sicurezza è a buon punto, abbiamo lavorato tanto e la percezione, insomma, è buona, ecco, questo resta un fatto isolato da non sottovalutare. Ecco, poi mi diceva degli aggiornamenti anche per quanto riguarda la nuova sede della polizia locale nell'area ex Nigi. Sì, martedì scorso in Consiglio Comunale abbiamo fatto un primo importantissimo passo, abbiamo approvato la cittadella della sicurezza e verrà recuperata una struttura esistente, una ex fabbrica, e verrà trasformata in nuova sede per la polizia locale intercomunale per i comuni di Mogliano, Preganziola e Casier, lì in un luogo strategico lungo il Terraglio, un investimento importante perché parliamo di 3.700.000 euro e che renderà la città di Mogliano ancora più sicura. Già ci sono dei servizi serali, c'è un numero unico del quale abbiamo parlato, tra l'altro ecco, quello dovrebbe essere il luogo dell'aggressione. Lo stesso vice sindaco Copparoni diceva sento un odore di disinfettante, quindi probabilmente è quella la zona. Probabilmente lì è il punto preciso, poi ovviamente è stato pulito e qui adesso sembra tutto, diciamo, normale, e quello che dobbiamo auspicare è un ritorno alla normalità, cioè questi devono essere episodi che in città speriamo di non vedere più. E la socialità, siamo nella zona del teatro, è importante perché i luoghi frequentati sono luoghi di sicurezza, per cui anche questo è un aspetto che la nostra giunta sta perseguendo da anni, cioè quello di rendere la città vivibile e vissuta in maniera che chi spaccia, chi delinque non stia qua. Allora ringrazio il sindaco Bortolato, Enrico Maria Pavan, Marco Donadella, Giorgio Copparoni. Quello quindi il luogo molto probabilmente dell'aggressione. I carabinieri stanno indagando e caccia ovviamente all'uomo, quest'uomo travisato che ieri sera alle 21:50 ha colpito alle spalle il 24enne moldavo. Con Francesca Pezzo ti restituisco la linea da Piazza Teatro. Grazie a Cristiana Arboit, grazie naturalmente al sindaco e agli assessori di Mogliano, e adesso ci spostiamo a Padova, allo Stadio Euganeo per l'esattezza. Oggi è la giornata della manifestazione a Roma degli agricoltori, ma il Veneto, i trattori veneti si mobilitano proprio verso Padova. Buongiorno Valentina Visentin. Sì, buongiorno Francesca, non solo da tutto il Veneto ma anche da fuori regione, sono tantissimi i trattori arrivati oggi a Padova, già 600 quelli parcheggiati qui allo Stadio Euganeo. La manifestazione che era prevista inizialmente in Prato della Valle, ma poi per motivi di sicurezza e gestione del traffico è stata spostata qui allo Stadio Euganeo. Tanti gli interventi dal palco, pochi minuti fa anche l'intervento dell'assessore regionale Federico Caner, che è stato anche contestato dagli agricoltori, ma qui con me c'è un agricoltore di Verona e ce ne sono altri 200. Quanti trattori stanno arrivando? Sì, sono qua a 2 chilometri, stanno arrivando i nostri colleghi, ecco qua, forse sono i primi che stanno arrivando, sono circa 230 trattori che sono partiti, che ci siamo trovati per venire qui tutti quanti a Padova, ma stiamo girando ormai tutta l'Italia perché il punto comune è che l'agricoltura così sta morendo. Che cosa contestate in particolare? Sono tante le ragioni della protesta, oggi di più su che cosa volete puntare? Beh, qui in Veneto abbiamo il problema che la regione Veneto, la VEPA, non sta pagando gli agricoltori, praticamente mancano oltre 200 milioni di soldi che devono arrivare nelle tasche degli agricoltori e che non abbiamo capito perché non stanno. Si danno la colpa il governo contro la regione contro il governo, fatto sta che gli agricoltori non portano a casa soldi. Tra l'altro so che è intervenuto anche il senatore De Carlo che ha detto che ha mandato delle lettere che Agea, che è la madre di tutto, ha pagato, quindi non riusciamo a capire perché non sono arrivati. Cosa non vi ha convinto del discorso dell'assessore Caner prima?
Sì, io l'assessore Caner non l'ho ancora ascoltato perché siamo appena arrivati, siamo partiti questa mattina alle 6 per arrivare qui adesso perché ogni paese si univano trattori, quindi è diventata una cosa, la cosa principale è che noi vediamo che la gente, sì ben che abbiamo fatto delle colonne da paura, la gente è con noi comunque, perché vedi fuori che viene fuori la gente che ti applaude, la gente che ti alza la mano perché stai facendo una lotta giusta. Noi vogliamo salvare il nostro lavoro e portare un futuro. Ecco, un po' vi dispiace di non essere in Prato della Valle, questo ragazzo è arrivato da Paese, in provincia di Treviso, vi dispiaceva non solcare con i trattori Prato della Valle? Sì, siamo rimasti un po' delusi, io in primis, soprattutto perché abbiamo capito, io ho 25 anni e già ho pochissima fiducia sulla politica e stare qui davanti a un palco, parlare batti e ribatti delle stesse cose senza risposte vere che poi non so dove andremo, il nostro vero bisogno è quello di stare in mezzo alla gente, parlare con la gente e far capire veramente ai consumatori, che poi siamo anche noi produttori, consumatori di conseguenza, fare capire cosa vogliamo e cosa stiamo difendendo. Per questo ci dispiace essere qui messi in disparte senza il popolo, senza le persone. Tu sei giovanissimo, 25 anni, eppure hai scommesso sull'agricoltura, un settore che non è proprio semplice. Sì, io diciamo che ho preso l'azienda del nonno, che era una piccola azienda, e un po' alla volta sto cercando di reinventarmi il più possibile con idee innovative per proseguire. Il problema è che qualsiasi cosa qui ti inventi di fare vieni completamente, ti mettono i bastoni tra le ruote, quindi più fai e peggio è quasi, e questo non può essere accettato. Soprattutto io non accetto che ragazzi come me di 25 anni non hanno la possibilità di credere in un futuro, di credere in qualcosa di proprio e di diventare persone migliori attraverso anche il lavoro, che per noi agricoltori è soprattutto vita e passione, non è solo un lavoro. Ecco, vedete intanto alle mie spalle i trattori e i manifestanti che stanno ascoltando i vari interventi che si stanno susseguendo dal palco, un palco piuttosto acceso in queste ore perché tante sono le posizioni degli agricoltori e soprattutto dopo le parole dell'assessore Caner si sono animati molto gli spiriti degli agricoltori che sono arrivati, come dicevamo, non solo da tutto il Veneto ma anche da fuori regione, da Udine, da Mantova, a segno che insomma questa protesta anche a livello locale sta animando molto il settore primario e sta riscuotendo, come avete sentito, anche l'adesione di tanti cittadini, perché qui abbiamo visto cittadini padovani arrivati in bicicletta per portare il sostegno agli agricoltori. Il piazzale dello Stadio Euganeo è completamente pieno di trattori, circa 600 più o meno, ma come avete sentito altri 200 stanno arrivando proprio in questi minuti dalla tangenziale. Ovviamente ci sono stati dei disagi al traffico, ma come avete sentito ben gestiti e tollerati proprio per il fatto che la manifestazione è stata portata qui, non in centro città dove già la viabilità sarebbe stata molto più difficoltosa. Questa mattina gli agricoltori sono arrivati qui intorno alle 8 e mezza, per noi c'era Chiara Gaiani insieme ad Andrea Benetti che è ancora qui con me. Vi facciamo sentire e vedere le immagini con le prime interviste dell'arrivo qui a Padova allo Stadio Euganeo degli agricoltori che sono pronti anche a spostarsi fuori regione per la protesta. Bisogna Cassandro Filiberto da Pianiga e ho sempre lavorato a terra, sempre, da quando che ero ancora bambino, 10 anni. E ora cosa dirvi? Che sono da poco scuola, perché se vuoi lavorare, e però mi costa man qua, e sta testa qua, mi ho sempre guadagnato. E non voglio contributi, non voglio aiuti, mi pare che mi basta solo il prodotto che produciamo. Che venga a pagare il giusto prezzo. Intanto le chiedo il nome. È Rebecca. Rebecca? Magnasame. Da dove arriva? Da Sant'Angelo di Piove. Ecco, lei è arrivata sul suo trattore potente. Lei fa l'agricoltore? Sì, noi abbiamo un'azienda agricola di vacche da latte, di suini e abbiamo anche il caseificio dove trasformiamo il nostro latte per la produzione di formaggio e di carne suina. Quanti anni avete in due? No, 70? No, io ne ho 39. E te? 28. Ecco, quindi neanche 70 anni in due avete deciso di investire nell'agricoltura? Sì, io diciamo che continuo nell'azienda del papà che era del nonno.
Noi abbiamo un allevamento di vitelloni, da ingrasso abbiamo delle campagne, ci coltiviamo i nostri raccolti per i nostri animali, abbiamo una linea di alta qualità, cerchiamo di impegnarci e fare un prodotto di qualità. Perché però siete qui oggi? Non riuscite a sopravvivere? Manifestare perché questa qualità non ci viene riconosciuta dal mercato. Questo trattore da cui è scesa quanto vale? Beh, sui 300.000 euro. Lo sta ancora pagando? Certo. Per quanto lo dovrà pagare? Per altri 3 anni ed è difficile pagarlo. Non abbiamo solo questi, ne abbiamo tanti altri. Se l'agricoltura va avanti così credo che ci fermiamo tutti, ma anche i cittadini che mangiano, non solo noi dell'agricoltura, specialmente a chi arriva il pranzo in tavola. Buongiorno, sono Baiocco Diego da Lentiai. A che ora è partita stamattina? Stamattina alle 5:30 ero in stalla e dopo abbiamo caricato la carriola nella macchina e siamo venuti giù. Abbiamo dei nostri amici che stanno arrivando col trattore e vediamo se possiamo far muovere qualcosa. Sono Monica Francescon di Salboro, mio marito ha un'azienda con il fratello e i figli e il nipote e si dedicano a mucche da latte e abbiamo anche un distributore di latte fresco. Si vive? Purtroppo con quello che si guadagna non tanto bene e infatti sono per queste che ci sono queste proteste perché come dicono il latte a noi ce lo pagano a 50 centesimi mentre le grandi distribuzioni come lei sa da 1,90 a 2 euro. Federico Gallo, arrivate da tutto il Veneto per dire che cosa con forza? Innanzitutto per far vedere che noi agricoltori abbiamo necessità soprattutto di vivere. Vogliamo una vita dignitosa. Speriamo sempre in un domani migliore, speriamo sempre che la situazione migliori, perché quando ha chiuso un'azienda agricola non riapre più. E queste insomma le voci degli agricoltori riuniti a Padova, mentre a Roma c'è la manifestazione, si sta concentrando una manifestazione con trattori provenienti da tutta Italia. Adesso voltiamo pagina, ci spostiamo a Dolo perché c'è un progetto, quello della nuova Romea, che fa arrabbiare i sindaci perché non sono stati direttamente coinvolti. Allora sentiamo con Ilaria Marchiori le motivazioni, insieme a lei il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto. Buongiorno Ilaria e buongiorno al sindaco. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio col sindaco di Dolo che si sta facendo portavoce di altri sindaci della Riviera del Brenta che sono proprio per così dire potremmo utilizzare la parola delusi, cioè, se non a dir poco arrabbiati, perché martedì c'è stato questo incontro a Roma con il ministro Salvini, il ministro dei trasporti Salvini, la regione, i sindaci, alcuni sindaci leghisti, lo sappiamo perché c'è stato anche il sindaco di Chioggia Mauro Armelao per discutere della nuova Romea, anche della messa in sicurezza, per discutere di una tariffa che dovrebbero pagare i camion, però voi non siete stati interpellati. C'è stata una riunione lo scorso ottobre, ci vuole sintetizzare lei che cosa è successo, cosa sta succedendo e soprattutto perché siete così arrabbiati, sindaco? Siamo sconcertati perché ad ottobre il vicepresidente della Regione del Veneto ci invita come sindaci della Riviera del Brenta a iniziare un percorso partecipato sulla Romea e sulle evoluzioni possibili della Romea commerciale o comunque varianti della stessa. Ebbene, oggi prendiamo atto dalla stampa che si è fatto questo incontro al Ministero con una parte di quei sindaci che hanno sottoscritto una sorta di delega al vicepresidente della Regione nel interagire con il Ministro alle infrastrutture nel definire con ANAS un nuovo progetto appunto di Romea commerciale o variante.
Ecco, l'essere stati esclusi da questo incontro, al di là della firma o meno, rappresenta una scorrettezza istituzionale, almeno nella visione che Dolo, ma altri colleghi sindaci interessati al passaggio di questa importantissima arteria, che riteniamo fondamentale avvenga nella sua messa in sicurezza e poi anche nella sua evoluzione possibile, che non permetti però una devastazione del nostro territorio. Ricordiamo che tutti i progetti, tutte le ipotesi viste comportavano proprio uno sventramento tra le ville venete, all'insegna anche del Naviglio del Brenta, con un grado di vincolo importante, monumentale, storico e paesaggistico, tale per cui come sindaco, come ente locale, non possiamo essere esclusi in virtù anche di una rappresentanza che abbiamo diretta con una comunità che non vuole il passaggio in questi termini, come sono stati rappresentati fino ad oggi, da parte appunto degli enti sovracomunali. Sindaco, quello che lei ci sta dicendo non è una cosa da poco, perché il territorio della Riviera del Brenta sarebbe coinvolto in maniera importante, soprattutto per quanto riguarda quelli che sono i lavori da fare. Quindi voi qual è il vostro messaggio adesso? Perché ovviamente anche la vostra posizione è importante. Sì alla messa in sicurezza dell'attuale arteria della Romea, sì ad un dialogo franco, aperto e condiviso con tutti gli enti appunto competenti, affinché ci sia un parlarsi assieme e nessuna imposizione calata dall'alto su una scorta proprio di attuazione di quell'autonomia differenziata che in modo particolare il ministro Salvini, ma un po' il nostro governatore Luca Zaia e il partito della Lega Nord propone, e sulla quale in queste condizioni però troverà anche la contrarietà anche politica del sottoscritto e della comunità che rappresenta. Quindi le priorità sono quella di diminuire, azzerare se possibile l'incidentalità su questa importantissima arteria, rendere più fluibile il traffico, che non può solo limitarsi alla Romea, ma anche per esempio alla messa in sicurezza della strada regionale 11, prossimamente evoluta all'ANAS, e quindi poi anche del ripristino del casello autostradale nella Riviera del Brenta. Insomma, serve un tavolo, veramente vero tavolo, condiviso fra tutti i sindaci interessati, affinché la comunità possa essere protagonista nel proprio territorio. Ecco, questo è l'appello che arriva dal sindaco di Dolo, che si fa appunto portavoce dei colleghi della Riviera del Brenta. Serve un tavolo tutti insieme per poter discutere e analizzare questo progetto importantissimo. Ribadiamo che anche voi siete ovviamente favorevoli alla messa in sicurezza, però bisogna lavorare insieme, perché andrebbe a intaccare non poco anche questo territorio, che lo sappiamo è già abbastanza delicato, il territorio della Riviera del Brenta. Tra l'altro ci sarebbero anche altri interventi da fare che voi state aspettando già da parecchi anni, per cui bisognerebbe parlarne, discuterne insieme. Questo è l'appello che arriva dai sindaci della Riviera del Brenta. Io ringrazio il sindaco di Dolo. Qui da Dolo restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie al sindaco Naletto. Vedremo come si svilupperà la vicenda, se ci sarà questo tavolo richiesto dai primi cittadini. Adesso la cronaca ci riporta a Vicenza, ennesima spaccata in centro storico, esasperati commercianti che annunciano una mobilitazione, una protesta, insieme alla nostra Luisa Bertini, che saluto. Buongiorno Luisa, c'è Sonia Scussolini, una delle commercianti del centro storico di Vicenza. Buongiorno ad entrambe. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, commercianti del centro esasperati perché sono nel mirino oramai da qualche mese. L'ultima spaccata risale a ieri sera all'antico caffè nazionale, che è proprio qui a un passo da dove ci troviamo. Sono in compagnia di Sonia Scussolin, dei commercianti del centro storico, che sta organizzando insieme agli altri esercenti una manifestazione proprio per sensibilizzare sul tema della sicurezza. Che cosa farete?
Si è pensato, visto che il problema continua e persiste, di organizzare una manifestazione per far sentire che abbiamo bisogno di avere gli aiuti dalle forze dell'ordine, dall'amministrazione comunale. Tutti insieme possiamo provare ad aiutarci a risolvere questo problema, che è un problema che veramente siamo arrivati a un punto che bisogna intervenire, ma intervenire veramente. Tra l'altro voi chiedete maggiore videosorveglianza, più eventi in centro, perché lo ricordo Vicenza già a partire dalle 21 è una città praticamente deserta, quindi chiedete che sia anche un po' rivitalizzato il centro. Sì, chiediamo che il centro venga rivitalizzato, ma proprio mettendoci insieme, aiutandoci tutti insieme, amministrazione e commercianti, provare a ricreare quelle atmosfere da portare il cittadino, i clienti in centro in sicurezza. Ma si può fare se si collabora tutti insieme. Il problema c'è, è un problema grave e va risolto, come hanno fatto un po' le altre città. Hanno messo l'occhio che controlla un po' dappertutto, però quando c'è l'occhio e c'è gente, chi vuole delinquere, secondo me, ci pensa un attimo. Ecco, e ieri proprio a proposito del tema sicurezza si è svolto un comitato per ordine e sicurezza, da cui è emersa anche la volontà di un presidio fisso da parte della polizia locale fino alle ore 24. Sì, fino alle ore 24, vabbè, però dopo le ore 24 cosa succede? Questi cominceranno di nuovo a spaccare le vetrate, perché non basta fino alle 24, o il presidio per il momento deve essere costante finché non si depella un po' questo problema, altrimenti fino alle 24. Tanta buona volontà delle forze dell'ordine lo sappiamo, però non serve secondo me. Ecco, lo avete sentito, commercianti del centro sul piede di guerra. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti anche sulla manifestazione, sulle modalità e sul giorno vi teniamo aggiornati. Intanto restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini e grazie a Sonia Scussolin. E adesso salutiamo il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, con i minuti contati, perché, buongiorno senatore, si sta discutendo di uno dei temi che più stanno tenendo banco in questi giorni, in queste settimane, direi, la nostra politica a livello di politica nazionale, quello del premierato. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sì, in questo momento siamo impegnati qui al Senato in una discussione nella Commissione Affari Costituzionali sul premierato, cioè sulla riforma costituzionale che la destra vuole mandare avanti e che sta suscitando tanti problemi e tante critiche anche da parte di molti commentatori, di molti costituzionalisti, naturalmente anche le nostre. Ed è per questo che siamo intervenuti, anch'io questa mattina e poco fa, e ancora continueremo a farlo, per spiegare che la democrazia non è quella del capo e che non si può stravolgere il nostro ordinamento costituzionale e svuotare dalle proprie funzioni di garanzia il Presidente della Repubblica. Ecco, c'è un altro tema che sta tenendo banco proprio in queste ore ed è quello del terzo mandato, perché è stato presentato un emendamento, o meglio 2 emendamenti al decreto elettorale in cui si chiede di elevare da 2 a 3 il limite dei mandati sia per i presidenti di regione che per i sindaci di tutte le città. Parentesi, il sindaco di Treviso, Conte, aveva parlato di una disparità di trattamento tra i sindaci delle grandi città e quelle dei piccoli comuni. È una vicenda che sta dividendo il centrodestra. Sappiamo che c'è da una parte la Lega, dall'altra Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma mi sembra che anche all'interno del Partito Democratico questo tema divida un po' gli animi. Le leggo solo le dichiarazioni del sindaco di Firenze, che dice, Dario Nardella, che dice: il terzo mandato per i sindaci delle grandi città sarebbe una cosa sacrosanta e, viste le analogie tra presidenti di regione e sindaci, una convergenza del PD sull'emendamento della Lega non sarebbe uno scandalo. Il PD possa sostenere questa linea. PD che si schierava in che modo? Contro l'ipotesi di un terzo mandato ai sindaci e ai governatori delle regioni. È ovvio che ci sono alcune posizioni personali che sono favorevoli a questa impostazione. Lei adesso ha citato il sindaco di Firenze, Nardella, però la posizione del Partito Democratico, per ragioni non legate a questo o quell'esponente politico, non può che essere una ragione, una contrarietà. È molto semplice, non ci sono
paesi in cui le cariche esecutive durino più di 2 mandati. 10 anni sono un tempo sufficiente per dispiegare la propria azione amministrativa. 10 anni sono un tempo sufficiente per poi prevedere un'alternanza in modo tale che non ci sia una concentrazione di poteri per troppo tempo in un'unica persona. Così chiede la Corte Costituzionale, così perfino, per ritornare all'argomento di prima rispetto al premierato, così perfino prevede il governo, prevedendo un tetto di 2 mandati per il premier direttamente eletto. Non si capisce perché noi dovremmo cambiare queste regole per i governatori delle regioni. C'è un dibattito, direi una divisione all'interno del centrodestra, la Lega che manda avanti l'ipotesi del terzo mandato, Fratelli d'Italia che mi pare del tutto contraria, noi che abbiamo una posizione di principio al di là dei casi personali che possono riguardare questo o quel soggetto. Se ne discuterà in via definitiva la prossima settimana, sempre al Senato, qui in Commissione Affari Costituzionali, e io penso che questo terzo mandato non ci sarà e che sarà invece del tutto evidente che possa rimanere questa impostazione che è stata data fino adesso, cioè che ci sia un terzo mandato per i sindaci fino a 15.000 abitanti, ma non per i sindaci o i presidenti delle regioni superiori a quel numero di abitanti. Abbiamo visto poco fa, prima che lei si collegasse, la manifestazione degli agricoltori, è un tema sul quale anche lei è intervenuto, insomma chiedono di poter lavorare, chiedono di poter tenere aperte le proprie aziende. Abbiamo visto anche delle interviste con degli imprenditori agricoli giovanissimi che si sono lanciati in questa avventura e chiedono semplicemente di continuare a seguire il loro sogno. Sì, io penso che l'agricoltura sia fondamentale per l'economia, sia fondamentale il Veneto, sia fondamentale per la tenuta del nostro ambiente, del nostro paesaggio. E gli agricoltori devono essere messi in condizione di poter lavorare, di farlo al meglio. È evidente che i costi di produzione sono molto aumentati nel corso di questi anni, che quindi bisogna intervenire per dare sostegno e aiuti. E anche qui il governo ha fatto una scelta sbagliata nei mesi scorsi, è dovuto ritornare indietro. Era una proposta che avevamo fatto noi, quella di abolire l'IRPEF, e io penso che si tratti di lavorare perché i governi nazionali assumano delle scelte a favore dell'agricoltura. Questo governo ha tanto parlato e poi da quando ha dovuto fare dei fatti concreti ha stentato, e poi bisogna lavorare in Europa perché la transizione ecologica necessaria non colpisca l'agricoltura e ci siano tutti quei passaggi che possono garantire una transizione che non penalizzi il mondo dell'agricoltura e degli agricoltori. Per farlo è necessario avere delle politiche a livello nazionale e a livello europeo. Ho tempo per farle l'ultima domanda, perché sappiamo che abbiamo tempistiche molto strette, senatore. Sì, grazie. L'ultima domanda riguarda la visita di Papa Francesco il 28 aprile a Venezia. Ci sono già le prime indiscrezioni sul programma, ci sarà una messa in piazza San Marco, insomma un momento molto importante per tutto il Veneto. Direi proprio di sì. La presenza di Papa Francesco a Venezia è proprio un evento eccezionale. E ho detto che sia per i credenti naturalmente che per i non credenti Papa Francesco è un punto di riferimento di questo tempo, per il suo pensiero su molte questioni che riguardano la nostra società. Penso alla guerra e alla pace, penso alla sfida ambientale, alla necessità di essere più attenti agli ultimi, ai poveri, alla solidarietà. Ecco, la sua presenza a Venezia, la visita al carcere, la visita alla Biennale, credo siano momenti che aiuteranno tutti a riflettere, e il suo magistero verrà naturalmente ascoltato, e io penso che per i veneti, per noi veneti, sia una grande e bellissima occasione.
Assolutamente sì, grazie davvero senatore, grazie, la lasciamo andare ai suoi impegni, grazie davvero, buon lavoro senatore Andrea Martella, a risentirci. E noi dovremmo essere in grado, grazie senatore, di mostrarvi in diretta le immagini, eccole qui, dei trattori che stanno arrivando allo stadio Euganeo di Padova. Non so se Valentina Visentin ci sente. Accendere già il eccole qui, vedete, la vediamo Valentina ma probabilmente non ci sente. E stanno sfilando all'esterno dello stadio, ci diceva Valentina che sono circa 600 trattori provenienti da tutto il Veneto, ma non solo, anche da fuori regione, per chiedere, lo abbiamo sentito prima dalle voci dei coltivatori, degli agricoltori raggiunti da Chiara Gaiani, chiedono semplicemente di poter lavorare, di poter tenere aperte le proprie aziende, di poter pagare. Abbiamo sentito prima di quella signora che diceva ho i trattori da pagare, ma non so se ce la faremo e non so se ce la faremo ad andare avanti, probabilmente ci fermeremo tutti e con noi i cittadini che grazie a noi portano il cibo in tavola ogni giorno. E allora facciamo così, noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità e poi vediamo di tornare a Padova da Valentina Visentin che ci racconta quello che sta accadendo. A tra poco. Rieccoci in diretta, tra pochissimo torneremo come annunciato a Padova dove stanno arrivando, convogliando nel piazzale dello stadio Euganeo tantissimi, centinaia e centinaia di trattori, molti già arrivati all'alba di oggi per la protesta, una protesta che sta coinvolgendo tutto il nostro paese ma non solo, anche in Europa sapete delle tante mobilitazioni in diversi paesi. Ma torniamo alla cronaca, resta in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso l'operaio 51enne travolto mentre stava lavorando ieri sera da un'auto condotta da un 78enne di Vazzola. Il servizio con le immagini di Nicola Marcato e le testimonianze raccolte da Christian Arboit. Non l'ha visto. Ha sentito solo il colpo e si è fermato. Lo sguardo frastornato verso la strada, le parole che escono quasi a singhiozzo, non si dà pace, sconvolto per quanto appena accaduto. Poco meno di un'ora prima, il 78enne di Tezze ha travolto con la sua Panda un operaio pugliese di 51 anni che stava posando la fibra ottica lungo via 4 novembre a Vazzola. Un impatto talmente forte da scaraventarlo a diversi metri di distanza. Il caschetto giallo finito sul campo adiacente, sulla strada, gli scarponi, mentre il parabrezza della vettura racconta di uno scontro violentissimo. Sono da poco passate le 18:30 quando l'anziano del posto investe il dipendente della New Horizon di Avigliano, in provincia di Potenza. L'uomo era sceso dal mezzo su cui stava lavorando e si trovava a ridosso della strada che porta all'incrocio con via Campagnola. La Panda arrivava da Tezze verso Vazzola quando l'ha investito. Lei mi diceva prima non si è accorto di nulla. No, io sentì il colpo solo. E poi un segnale a 20 metri da là, a 30 all'ora. Sì, orientarmi, ma... Quindi lei ha visto che c'era il cantiere, ha rallentato. Sì, basta. L'anziano, pur sotto shock, si ferma subito e chiama i soccorsi. In poco tempo arrivano il SUEM e i carabinieri che chiudono la strada. Il 51enne di Bitonto è ancora vivo, ma le ferite sono gravissime e le condizioni disperate. È l'elisoccorso a trasportarlo d'urgenza in ospedale a Treviso, mentre gli uomini dell'Arma cominciano a effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze, prima fra tutte quelle del 78enne. Andavo piano, continua a ripetere l'uomo, ho rallentato quando ho visto il cartello dei 30 all'ora. Mi diceva prima non le è mai successo una cosa del genere. È 60 anni che corro in macchina, io patente. A conoscerlo bene è il sindaco Giovanni Zanon. La velocità era sicuramente bassa perché la persona che l'ha investito è una persona molto tranquilla che che la conosco e che quindi è un tipo molto calmo e per cui non credo abbia avuto velocità elevate. La strada è rimasta chiusa 2 ore per permettere i rilievi. Al Cafoncello l'operaio versa in condizioni ancora molto gravi. La speranza è che riesca a migliorare e a non trasformare questo dramma nell'ennesima tragedia lungo le strade della Marca.
E purtroppo un incidente mortale questa mattina a Olmi di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, lungo via Postumia Ovest. Un 73enne, forse a causa di un malore, è uscito improvvisamente di strada andando ad impattare contro un albero al margine della carreggiata ed è morto sul colpo. Accertamenti sono ora in corso da parte dei carabinieri intervenuti con i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dell'anziano. Incidente in montagna ieri mattina, una valanga si è staccata dalle pale di San Martino, siamo in Trentino Alto Adige, travolgendo un gruppo di sci alpinisti. Un 32enne di Padova è rimasto leggermente ferito, grave la sua compagna di escursione, una 26enne vicentina. Vivi, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi allertati dai compagni di escursione, sono stati travolti da un'immensa nuvola bianca di neve e ghiacci. 2 sci alpinisti veneti rimasti feriti ieri durante una passeggiata ad alta quota sulle pale di San Martino. Ferito in modo lieve Giovanni Zilio, 32enne padovano, che è riuscito ad uscire da solo dall'ammasso di neve che lo ha travolto. La sua compagna di escursione, un'amica 26enne vicentina, è grave in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ferita in ipotermia, è stata estratta in stato di incoscienza dalla valanga dagli uomini del soccorso alpino, che sono partiti ieri con 2 elicotteri per recuperare i feriti e perlustrare la zona per verificare che non ci fossero altri gruppi di persone coinvolte dalla slavina. La valanga, un fronte di ghiaccio e neve di circa 20 metri, si è staccato dalle pale di San Martino lungo il canale dei Bureloni intorno a mezzogiorno. Il commissariato di Jesolo ha arrestato un giovane ritenuto responsabile di violenza domestica nei confronti dei genitori e della sorella. L'uomo tossicodipendente in numerose occasioni avrebbe compiuto atti di violenza fisica e psicologica nei confronti dei familiari con lo scopo di costringerli a farsi consegnare del denaro per acquistare lo stupefacente. A seguito delle denunce dei familiari stanchi delle ripetute condotte vessatorie da parte del figlio, gli agenti hanno svolto approfondimenti, l'esito dei quali ha portato appunto all'arresto dell'uomo. L'imprenditore di Borgoricco, morto lavorando in un vivaio, anticipo, sì, vedo Valentina Visentin, abbiamo visto prima le immagini di tanti trattori, eccoli che continuano ad arrivare nel piazzale dello stadio Euganeo. A te la linea, Valentina. Buongiorno Francesca, vi volevamo far vedere queste immagini davvero suggestive. Sono oltre 200 i trattori che stanno arrivando, l'ultimo convoglio che è partito questa mattina dalla parte sud della regione, da Rovigo ma anche da fuori Veneto. Sono oltre 250 quelli che stanno arrivando. È difficile anche parlare perché sentite i clacson insomma tanti trattori, e addirittura se ne vedono ancora lungo la tangenziale in arrivo, e questa coda è cominciata circa un quarto d'ora fa, quindi vi lascio immaginare la mole di trattori in arrivo, più quelli che ci sono già posteggiati allo stadio Euganeo, che sono più di 500, quindi i numeri di questa protesta sono lievitati in pochi minuti con questo nuovo arrivo. Dario Varotto, che è uno degli organizzatori insomma di questa grande giornata di protesta padovana, vi aspettavate questi numeri? No, questi numeri no, siamo arrivati penso a 1100 trattori fino adesso, arrivano anche dal Friuli, da Mantova, da Piacenza, quelli più lontano. Stiamo avendo dei consensi enormi, significa che la gente è stanca, non riesce più a fare reddito con le proprie aziende, è un problema. Ho visto anche tanti giovani che ancora scommettono nell'agricoltura. Sì, molti giovani, ma se non hanno un guadagno questi li perderemo andando avanti con gli anni. Ecco, allora Francesca, noi vi mostriamo ancora queste immagini perché penso che al di là delle dichiarazioni che vi abbiamo fatto sentire nei collegamenti, siano ora le immagini a parlare. Questo lungo biscione di trattori, e ce ne sono ancora in tangenziale che stanno piano piano arrivando qui, ovviamente sotto l'occhio attento della polizia locale e anche della questura, che ha proprio per questi numeri così importanti deciso di spostare questa manifestazione qui allo stadio Euganeo, perché importare questi numeri in Prato della Valle avrebbe veramente significato paralizzare la città. La protesta, anche se non è nel cuore della città, sta avendo un ampio consenso, e
lo vedete con queste immagini, con i tanti slogan che arrivano e che sono posizionati davanti ai trattori, il mezzo che i contadini usano e gli agricoltori usano ogni giorno nei campi, e che oggi si sono fermati, si sono messi in moto qui per arrivare a Padova. Dallo stadio Euganeo di Padova è tutto, vi lascio con queste splendide immagini di Andrea Benetti che vi mostra l'arrivo dei trattori. Dimmi quando sono fuori. Sentiamo i rumori, ha detto bene Valentina Visentin, che ringrazio per questo aggiornamento. Le immagini parlano più delle parole. Avete visto questo lungo serpentone arrivare allo stadio Euganeo, certo lo spazio adatto a Padova per ospitare. Bisogna vedere se riusciranno a starci oltre 1000 trattori, molti ancora in tangenziale che stanno convogliando verso il piazzale appunto dell'Euganeo. Vedremo di capire se riuscirà a contenerli tutti per questa mobilitazione che riguarda non solo il Veneto, ma ci diceva Valentina nel primo collegamento tanti gli agricoltori che stanno arrivando anche da fuori a regione per far sentire la loro voce, perché le loro richieste arrivino a chi dovrà prendere poi le decisioni finali. Torniamo alla cronaca. L'imprenditore di Borgoricco, morto lavorando in un vivaio di Riese Pio X, è stato stroncato da un infarto. Domani l'ultimo saluto. Ad uccidere Adriano Gallo, il 72enne di Borgoricco, morto mercoledì scorso mentre stava lavorando in un'azienda florovivaistica di Riese Pio X, è stato un infarto e non i traumi da schiacciamento provocati dal muletto che gli è caduto addosso. L'autopsia sull'uomo, titolare di una ditta che commercializza fertilizzanti e terriccio, ha stabilito le cause del decesso. Gallo è morto per un infarto fulminante. Le lesioni provocate dalla caduta del muletto, che era scivolato dal cassone, non erano così gravi da provocarne il decesso. Adriano Gallo ha avuto un malore proprio mentre stava fissando il macchinario sul cassone del camion, che poi gli è caduto addosso. Già in passato il 72enne aveva avuto un infarto che aveva superato ed era anche tornato al lavoro. Visto l'esito dell'autopsia, la procura dovrebbe dunque archiviare l'inchiesta. Nel frattempo ha già dato nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, che ora potranno celebrare i funerali. L'addio è previsto per domani alle 15 nella chiesa di Borgoricco. Gli agenti della squadra mobile di Padova hanno arrestato 2 spacciatori tunisini, catturato un trafficante internazionale di cocaina condannato a 20 anni di carcere. Era ricercato per traffico di droga perché in Svizzera è stato condannato a 20 anni di carcere. È stato ritrovato e arrestato a Padova un trafficante nigeriano di 25 anni. Tra febbraio e marzo del 2022 aveva trasportato da Padova in Svizzera con più viaggi oltre 8 kg di cocaina. Lo straniero era tornato in città sperando di evitare la condanna, ma è stato rintracciato e portato in carcere in attesa dell'estradizione. La squadra mobile di Padova nelle scorse ore in 2 differenti operazioni antidroga ha arrestato anche 2 spacciatori tunisini. Il primo, bloccato in via dei Colli, si tratta di un 20enne della Tunisia in Italia da dicembre. È stato sorpreso mentre stava vendendo una dose di cocaina ad un 50enne padovano. Lo straniero era irregolare e così, dopo il rito per direttissima, è stato espulso e trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Il secondo spacciatore invece è stato arrestato in via Pasinato. Si tratta di un 19enne tunisino che stava vendendo una dose di cocaina a un 62enne padovano che in tasca aveva un coltello di oltre 20 centimetri e per questo è stato denunciato. Il giovane tunisino aveva altre 8 dosi di cocaina e 1.200 euro in tasca. Dopo l'arresto è stato portato anche lui al CPR di Gradisca di Sonzo in attesa dell'espulsione. Pluripregiudicato, rintracciato a Vicenza dagli uomini della questura, era al bar ma doveva scontare la pena in carcere, è stato arrestato. Lo hanno rintracciato durante un controllo davanti ad un bar in città. Gli uomini della sezione volanti hanno identificato un 33enne nigeriano risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2022 per la pena residua di 1 anno e 7 mesi circa di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 1.000 euro per il reato di detenzione illecita e spaccio di stupefacenti in concorso. Lo straniero, che è risultato essere gravato da altre condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo anni di carcere, Manuela Cacco, condannata insieme ai fratelli Freddy e Deborah Sorgato per il delitto di Isabella 90, ha iniziato a lavorare e può uscire di prigione 2 volte alla settimana.
Ha iniziato a lavorare all'esterno del carcere 2 volte alla settimana. Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi di carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. La Cacco era stata complice dei 2 autori materiali del delitto, i fratelli Deborah e Freddy Sorgato, condannati a 30 anni di carcere per il delitto e l'occultamento del cadavere. Manuela Cacco, dopo l'arresto, era stata l'unica del terzetto diabolico a collaborare con i poliziotti, raccontando in parte quanto accaduto la notte dell'omicidio di Isabella. La tabaccaia quella notte aveva indossato il giubbetto della Noventa e si era fatta riprendere dalle telecamere del centro storico di Padova per simulare l'allontanamento volontario. Ora, a 8 anni dal delitto, la donna può uscire dal carcere della Giudecca, dove è detenuta dal febbraio del 2016, e recarsi 2 volte alla settimana in un centro di solidarietà cristiana per fare lavori socialmente utili. Viene pagata 20 euro al giorno. I fratelli Sorgato e Manuela Cacco non hanno mai reso noto dove sia stato nascosto il corpo di Isabella, né tantomeno hanno mai chiesto perdono ai familiari della donna. Torniamo a Vicenza, dove poco fa, insieme a Luisa Bertini, una commerciante, abbiamo raccontato della decisione proprio degli esercenti di scendere in piazza, di manifestare contro l'escalation di furti, spaccate che si stanno in qualche modo diffondendo, moltiplicando in questi ultimi giorni proprio in centro storico città. Ebbene, per dare una risposta ai cittadini e ai commercianti che hanno paura, ieri sera si è riunito in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Alta tensione a Vicenza. In prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si riunisce quando il buio è già caduto per strada. È tardo pomeriggio, è l'orario in cui in città la criminalità colpisce di più e meglio. Attorno al tavolo del prefetto il questore e i comandanti delle forze dell'ordine che partono dai numeri. Dall'inizio dell'anno a Vicenza si sono verificate 18 rapine contro le 14 dello stesso periodo dello scorso anno. Ma il dato che balza agli occhi è quello dei furti in abitazione, 63 contro i 35 del 2023, quasi il doppio. In aumento anche gli scippi e i borseggi. Identico il numero dei negozi presi d'assalto, che erano e restano 23, mentre i furti d'auto sono in calo, così come le lesioni personali, 20 nel 2023, 12 quest'anno. Comunque dati importanti che raccontano meglio di tante parole il periodo nero della sicurezza a Vicenza. Sì, perché al di là dei numeri restano i fatti, una città che ha paura e che chiede risposte alle istituzioni. Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica ha dato disposizioni e quindi il sottoscritto nella qualità di coordinatore di concentrare tutte le risorse e le energie sulla città di Vicenza e in modo particolare il centro storico. Verranno intensificate durante la settimana le operazioni ad alto impatto e i servizi di controllo straordinario del territorio che si concentreranno in centro storico e nelle zone segnalate dai cittadini. La polizia locale effettuerà un presidio fisso in Corso Palladio tutti i giorni dalle 8 di sera a mezzanotte. Il prefetto poi auspica che il patto per la sicurezza, che oggi è ancora sulla carta, venga realizzato e portato sulla strada con un impiego della polizia locale, oltre che sul fronte del codice della strada, anche sul fronte della lotta allo spaccio di droga e del presidio delle zone a più alto rischio criminalità. E poi con la primavera e l'estate non è escluso che il sindaco riprenda il turno notturno della polizia locale il venerdì e il sabato fino alle 3 di notte. Questa è una valutazione che farà l'amministrazione comunale, alla quale io ho rappresentato nuovamente la necessità di riprendere il patto per la sicurezza urbana. Quel patto per la sicurezza può anche prevedere un impiego diverso degli agenti di polizia locale. E adesso ci spostiamo a Chioggia, apriamo una parentesi, una finestra sull'agricoltura del futuro che guarda però al passato per prodotti che possano sopravvivere anche e non solo ai cambiamenti climatici. Buongiorno a Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto, insieme a 2 ospiti che saluto. Buongiorno Lucio. Buongiorno Francesca, sai cos'è questo? O meglio, potrei anche spararla, ma farei una figuraccia, quindi è meglio che stia zitta. Questa è la verza, per essere precisi, la verza marinante. Insomma, Andrea, come si chiama? Verza marinanta,
che significa di sottomarina, areale tipico orticolo del veneziano. Ed è quella verza che loro stanno, nel senso... Dimmi. Hai dovuto leggerlo anche tu il nome, Dimmi. hai dovuto leggerlo anche tu il nome però. Ma sì, ma hai ragione, ma perché? Perché hanno tutti i nomi particolari queste varietà antiche. Allora vi spiego, noi siamo qui per registrare una puntata di Agricoltura Veneta con Luca Bertaggia e Andrea Ghedina, che sono due giovani genetisti, hanno studiato a Padova, a Gripolis, insomma hai capito di chi stiamo parlando, e loro praticamente si sono messi in testa di recuperare le antiche varietà, le varietà storiche dei nostri orti, dei nostri campi, e riproporle migliorate geneticamente. Perché? Perché queste sono molto più buone, molto più saporite, sono anche molto più resistenti di molte altre, e soprattutto lavorate bene come sanno lavorare loro, consumeranno meno acqua e saranno anche, diciamo così, più resistenti alla differenza delle temperature. Ho detto bene? Corretto. Hai visto che ho imparato bene la lezione. Però siamo partiti da questa perché questa è una verza che è uscita dal mercato, perché come vedete è un po', come dire, fuori misura, non è vero? Senza dubbio, è una verza molto grande. Adesso siamo a fine stagione, quindi questo è il poco che è rimasto, ma può tranquillamente arrivare ai 4 kg, che sicuramente è una dimensione per le famiglie moderne eccessiva. Però voi l'avete recuperata, e pensa, Francesca, che è particolare perché a un certo punto qui loro non vendono diciamo così al minuto e neanche all'ingrosso, loro fanno piantine che poi danno ai vivaisti. Però qui è arrivata una chef, perché ve lo dice Luca, perché lui è quello che ha combinato con la chef. Perché è venuta qua? Dal nostro lavoro della produzione seme, quindi di valorizzazione del prodotto, coltiviamo nei nostri campi vetrina i nostri prodotti che andiamo a migliorare, e una chef è venuta a scoprire questa tipologia di prodotto e una volta gustato ha voluto totalmente recuperare il nostro campo per coltivare e consumare questa tipologia di prodotto nel suo ristorante nel veneziano. Ecco, va detto che poi questo prodotto parteciperà anche a quelli che sono, sai, i famosi come dire, i talk televisivi dedicati ai prodotti e al gusto. Perché? Perché va detto che qui il lavoro è quello di recuperare queste varietà che sono molto più saporite. Ad esempio, facciamo un altro esempio, vediamo se la nostra Francesca, sai a che cosa serve, Francesca, la cipolla musona? Già musona, no, non ne ho idea. Io conosco altri tipi di cipolla, ma la cipolla musona non lo so. E poi mi dovrai spiegare anche perché questo nome. Allora, Luca, perché si chiama cipolla musona? E soprattutto perché voi l'avete riscoperta, e soprattutto perché è molto importante per noi veneti. Allora, è un prodotto importantissimo per noi veneti, è un prodotto della storicità. Questa è una cipolla recuperata negli orti di Chioggia, è una cipolla che veniva usata anticamente all'origine della costituzione di piatti importanti per la tradizione veneziana, come il saore, i bigoli in salsa e il fegato alla veneziana anche, e quella era l'unica cipolla che veniva coltivata negli areali veneziani, che veniva quindi portata a Venezia per creare queste pietanze che ci sono arrivate anche a noi oggi. E quindi recuperare vuol dire ridare questo sapore, il sapore originale di quella pietanza, in mano a chi poi lo vuole consumare, secondo rispettando i cenni della tradizione. Ecco, questo è sostanzialmente il lavoro che loro stanno facendo, che noi stiamo raccontando. Potremmo fare anche un altro esempio, mi pare che ci sia il broccolo di Bassano, giusto? Senza dubbio, botanicamente si tratta di un cavolfiore, sebbene lo chiamiamo broccolo, che in termini di sapore però non ha nulla a che vedere con i normali cavolfiori che conosciamo. Si consuma sia la parte interna che la foglia, che volendo è persino più dolce del cavolfiore stesso, e ha questa caratteristica appunto di sapore eccellente, particolare delicatezza e dolcezza. Ecco, ma perché stanno scomparendo? E voi, pensa Francesca, telespettatori, pensa che questi due ragazzi vanno in mezzo ai campi, oppure ad esempio nelle colline padovane, per andare a cercare i vecchi contadini, chi ha l'orto, e vanno lì e dicono: ma hai qualche semente di questa pianta, hai qualche semente di quest'altra? Perché? Perché grazie alla loro raccolta poi ritroviamo queste antiche varietà, però migliorate, vero? Perché voi fate il miglioramento genetico, che non è OGM. No, è proprio di questo si tratta, non è OGM, è miglioramento genetico tradizionale. Cioè?
passiamo per la fase di campagna, senza dubbio, raccogliamo le piante e operiamo degli incroci mirati tra piante superiori per ottenere delle popolazioni migliorate. Ecco, questo significa che diventano più resistenti alle malattie, quindi hanno meno bisogno di trattamenti e magari sono anche più resistenti ai cambiamenti climatici perché le nostre sono abituate, insomma. Questo è esattamente il nostro obiettivo, coltivarle nel loro ambiente e renderle forti e resistenti ai cambiamenti renderà anche le popolazioni che poi andiamo a produrre resistenti e adattate al cambiamento. E poi voi, la vostra mission è quella di tornare a diffonderle. Esattamente, molti di questi prodotti stavano scomparendo o si erano racchiusi in areali di nicchia. Ridar lustro a questi prodotti, quindi creare del seme professionale migliorato geneticamente e ridare quindi luce a queste varietà è una missione per noi. Per riportare queste a essere grandi, diciamo come erano una volta, o comunque dare nuovo lustro a queste specie, dobbiamo passare per la genetica e costituire del seme migliorato da diffondere ai nostri produttori. Intanto Nicoletta fa vedere un po' di piante, ad esempio quelle che abbiamo qui davanti, cosa sono? Questo è cavolo nero, una pianta che era tipica dell'areale toscano, un po' utilizzata principalmente per la ribollita in Toscana e i più sconosciuti, che in realtà poi da 15-20 anni è diventata nota un po' in tutto l'areale. Proprio anche questa pianta tipica dalle grandi caratteristiche organolettiche, che è stata riscoperta e adesso è accessibile al mercato moderno. Ecco, diciamo grandi caratteristiche perché adesso tutti stanno mangiando, però c'è una grande riscoperta di queste verdure perché fanno bene veramente. Essenzialmente sì, quindi molti di questi ortaggi di queste varietà, essendo antiche, hanno mantenuto tantissime caratteristiche nutraceutiche e organolettiche importanti. Vista la riscoperta di nuovi mercati, visto i nuovi avventi delle cucine vegetariane, vegane, delle nuove tendenze quindi culinarie, si stanno cercando prodotti che oltre a essere buoni siano anche sani e facciano bene. Ecco, l'altra pianta lì in fondo? Broccolo fiolaro. Ecco, allora però l'ultima cosa che la facciamo dire al nostro Andrea, ma perché si chiama fiolaro? Beh, per chi conosce il nostro dialetto veneto, fioi, figli, che è il metodo, il termine con cui dialettalmente si intendono gli accestimenti laterali, quindi queste gemme che poi sono il prodotto da gustare di questo cavolo, che è un broccolo da foglia. L'ultima domanda è: qual è tra queste piante quella che vi piace di più da mangiare? Quella è una domanda impossibile qua. Io ti direi un po' tutte. Noi affezionati un po' all'areale di Chioggia, da dove stiamo girando e quindi dove abbiamo l'azienda, forse quel prodotto lì che è inquadrato per primo è quello che sicuramente mi solletica di più e mi piace di più, la verza marinanta. E fatta come? Fatta con le costesine in sugo, cioè a me piace così, fatta con verze sofregà con costesine, proprio come alla maniera veneta. Beh, mi sembra che insomma l'acquolina in bocca te l'abbiamo fatta venire. Francesca, a te la linea. Comunque Lucio il cavolo nero lo conoscevo anch'io, tanto per non fare proprio una figuraccia, ma volevo fare un'ultima domanda, Lucio. Mi sembra di capire che sempre di più gli agricoltori del futuro dovranno avvalersi di figure professionali come queste per riuscire a resistere e a trovare prodotti che a sua loro volta resistano anche ai cambiamenti climatici. Beh, assolutamente, devi anche sapere che non fanno solo, diciamo, studio in campo questi due ragazzi, ma fanno anche studio addirittura in, diciamo così, laboratorio. Durante la puntata faremo vedere una stanza che hanno attrezzato con colori, con luci, con colori particolari per piante particolari, per vedere la risposta alle diverse frequenze per quanto riguarda proprio il cambiamento della luce, e questo naturalmente anche in virtù della resistenza, ad esempio, per il consumo d'acqua. Senza dubbio, stai immagino parlando della vertical farming, il nostro laboratorio che abbiamo costituito per operare miglioramento genetico in un ambiente controllato con luce, temperatura ed umidità a parametri programmabili, dove appunto si stima un risparmio idrico di oltre il 90%. Senti, voi siete giovani e quindi siete usciti da poco dall'università. C'è attenzione da parte dei giovani a questo cambiamento climatico e a come operare positivamente per migliorare, diciamo, la nostra agricoltura e non solo? Io penso che sia un tema estremamente sentito e che abbia un ottimo appeal sulle nuove generazioni. Ecco, tu invece che hai a che fare poi con i vivaisti, rispondono positivamente a queste, diciamo, nuove proposte più in sintonia col cambiamento climatico? I vivaisti rispondono molto bene, diciamo che i produttori stanno cercando di diversificare i prodotti e i vivaisti li accompagnano in questo cambiamento, quindi il vivaio che da prima si informa per capire quali sono queste nuove varietà e come riportarle, diciamo, in campo
campo sono un aiuto molto importante per noi, proprio perché trasmettono l'informazione direttamente agli agricoltori, e i giovani, vediamo, hanno parecchio appeal verso queste culture perché vogliono diversificare, vogliono trovare nuovi prodotti e quindi li spingono, sono spinti, diciamo, a una ricerca continua di nuovi prodotti. Quindi avete capito, la prossima spesa che fate con diciamo, il vostro agricoltore di fiducia, quindi nella filiera corta, oppure quando avete intenzione di fare l'orto, prendete in considerazione anche queste nuove ma vecchie varietà. A te, Francesca. Grazie davvero Lucio, grazie ai tuoi ospiti, è stata una parentesi molto interessante perché ci avete fatto scoprire un nuovo volto di quella che sarà l'agricoltura del futuro, che come detto guarda però al passato. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, proseguono i controlli lungo le strade per far rispettare i limiti di velocità con l'ausilio del telelaser da parte degli agenti del servizio associato di polizia locale dell'Asolano. Nei giorni scorsi lungo la provinciale che attraversa il centro abitato di Fonte Alto sono stati riscontrati ben 4 casi di eccesso di velocità. Per 3 di questi sono state elevate altrettante sanzioni da 173 euro con ritiro di 3 punti della patente. Nel quarto caso il telelaser ha rilevato un'auto, una Citroen, che alle 3 del pomeriggio stava sfrecciando in pieno centro abitato a 98 km all'ora, con un limite di velocità in quel punto di 50 km orari. Al conducente, un 40enne di Rossano Veneto, è stata comminata una sanzione amministrativa di 543 euro e gli è stata ritirata la patente. Bollette pazze, sono giorni campali per diverse famiglie trevigiane che si sono viste recapitare fatture shock anche oltre i 3.000 euro. Intanto i carabinieri sventano una maxi truffa, 17 le persone denunciate per associazione a delinquere, il primo caso a Loria. Noi abbiamo sia su Treviso che su Belluno, al momento sono circa 15 casi di bollette di gas per 3.400 euro, 1.915 euro, 1.820 euro, 3.915 euro. Queste bollette si riferiscono alle mensilità di novembre e dicembre. Ho appena finito una telefonata con una persona, o sceglie di mangiare o sceglie di pagare queste bollette. È il dilemma che sempre più famiglie si stanno ponendo in questi giorni, man mano che arrivano le bollette del gas relative all'autunno, importi in alcuni casi quintuplicati, e questo per un motivo preciso: la possibilità da parte delle aziende fornitrici di operare modifiche unilaterali con una semplice comunicazione. Nel 2022 il governo Draghi era intervenuto con una clausola di salvaguardia, ma ora gli effetti sono finiti e cominciano a vedersi i risultati. A me ricorda questa cosa il caso delle bollette pazze degli anni 90, sulle quali venne fatto un intervento. Oggi come allora la richiesta è quella di un tavolo nazionale con l'appello ai consumatori a farsi avanti per reclami collettivi. L'impressione è che si sia soltanto all'inizio. Sono i primi casi che io ho raccolto questa settimana. Il mio problema riguardano le bollette della prossima mensilità. Per dirle, ho appena messo sul telefono con una persona la quale mi ha detto: sì, guardi, io ho ricevuto questa bolletta. Io ho detto: ma lei ha ricevuto per caso una lettera con la quale le venivano annunciate le variazioni contrattuali? Sì, mi fa, ma io in quel momento ero in rianimazione. Ma il caro bolletta esploso nel 2022 ha avuto altri effetti, ovvero il boom delle truffe, come dimostra l'operazione dei carabinieri di Rese Pio X, che dopo la segnalazione di un cittadino di Loria hanno scoperchiato un vaso di Pandora, arrivando a denunciare 17 persone residenti nel napoletano per associazioni a delinquere, sostituzione di persona, uso di atto falso e truffa. La ditta redigeva contratti luce, gas e fasulli anche a nome di persone decedute. Il consiglio resta quello di rivolgersi soprattutto agli sportelli fisici, non solo. Al telefono mai dare il POD o il PDR, perché sono ancora più identificativi rispetto al codice fiscale, perché con questi codici si possono creare contratti fasulli. Siamo alla politica, basta, non mi candido alle europee. Il partito è stato molto chiaro. Questo lo sfogo del leghista Roberto Marcato, ieri ospite del nostro direttore a Focus TG. Sentiamo allora le sue parole. Sabato pomeriggio stavo prendendo un caffè con mio fratello, che tra l'altro anche lui è un militante storico della Lega, e così parlando mi ha detto: ma insomma, che idea hai, no? Cosa vuoi fare da grande?
Guarda, non lo so perché non capisco, e lui mi ha detto, scusami, cioè, sei il politico più votato del Veneto e l'hai fatto con la lista Lega che ha fatto 1/3 della lista Zaia. Hai dato la vita a questo partito. Di fronte a questo, insomma, cioè, stanno qua a vedere se, ma sì, ma mandali a... A Roberto Marcato non serve finire la frase per farsi intendere. Ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus TG, il bulldog del Carroccio riporta un aneddoto privato dall'indubbia valenza politica nel momento in cui i partiti stanno decidendo la strategia in vista delle europee. Una settimana fa, sempre dai nostri studi, l'amministratore più votato della Lega, Zaia escluso, aveva rivelato di non aver ricevuto alcuna chiamata dai vertici regionali, silenzio proseguito anche negli ultimi 7 giorni. Un chiaro segno di disinteresse vissuto con amarezza e stupore. Ma devo stare qua a convincere qualcuno del mio valore? Cioè, il mio valore è stato certificato dall'affetto dei veneti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Devo stare qua a telefonare per dire scusa partito, mi vuoi bene, ti piaccio? Secondo te essere l'uomo più votato di tutto il Veneto, secondo te essere uno dei più conosciuti di tutto il Veneto è sufficiente? Devo cambiarmi il taglio dei capelli? Cosa devo fare? Questa frase che mi ha dato mio fratello per me è stata per cui basta, amen, insomma dai. Ma lo sfogo raggiunge il clou dopo aver sentito le parole del vice segretario leghista Riccardo Barbisan, ospite lunedì sera a Ring. Sono stato abituato così nella Lega, non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata. Siamo tutti militanti e se non ti chiamano chiami tu. Per l'Europeo basta, cioè, vuol dire, il partito si è espresso anche l'altra sera attraverso il vice segretario, principi, principini. Abbiamo rispetto delle persone. Allora, basta, adesso chiuso, non è che stiamo qua. Ecco perché Barbisan incarna il ruolo di vice segretario. Parla per il partito. Partito che però Marcato dice di non voler lasciare. La Lega resta la mia casa, dice a Baccialli, chiudendo però con una stoccata. Ma guardi, sono molto sereno. Quando hai il consenso dalla tua parte, non devi preoccuparti, insomma, ecco. Si deve preoccupare chi il consenso non ce l'ha. E la politica bellunese invece è in fermento per quanto riguarda le Olimpiadi, dove sono gli eventi promozionali per i Giochi Olimpici 2026. La domanda corre di vallata in vallata, ad eccezione per Cortina, sede olimpica. Altrove in provincia non si scorge alcun simbolo, non si assiste ad alcun evento, tantomeno nel capoluogo. E il Partito Democratico Cittadino dice Belluno, capitale delle Dolomiti, solo negli slogan elettorali. L'aspirazione di Belluno, capitale delle Dolomiti, con un ruolo di primo piano in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 è rimasta solo sulla carta, per meglio dire nella lista dei buoni propositi del programma elettorale di Oscar De Pellegrin, che del capoluogo è sindaco, e sul suo nome tutti hanno puntato fidandosi della sua esperienza sportiva ai massimi livelli, con un palmarès pesante culminato con il trionfo personale alle Paralimpiadi di Londra nel 2012. I giochi Milano-Cortina per ora riflettono un'immagine opaca del territorio, a partire dalla promozione, afferma oggi il segretario del PD cittadino Davide Noro. Le tanto proclamate ricadute e benefici che avrebbero dovuto esserci per tutta la provincia di Belluno ancora non si vedono. Stupisce che poi un comune capoluogo guidato da un sindaco che ha una grande esperienza di Olimpiadi non sia riuscito a intercettare un evento promozionale così diciamo semplice, quando città come Verona invece lo fanno. Il riferimento è alla tappa delle mascotte olimpiche che ieri sono state accolte da una Cortina in festa. Qual è la strategia? Noi non lo sappiamo e saremo curiosi di conoscerla, visto che esiste anche un assessorato specifico che si occupa di queste cose. Il referato è quello allo sport e il coordinamento degli eventi riferiti a Olimpiadi e Paralimpiadi è stato affidato all'assessora Monica Mazzoccoli. Sotto la lente dei Dem del capoluogo l'assenza di iniziativa, fosse anche l'affissione di un manifesto. Non si vede niente di tutto questo, come non si vede in realtà un grande movimento in nessun aspetto da questo punto
punto di vista né di promozione turistica né di promozione sportiva del comune capoluogo. Ci domandiamo se ci sia una strategia dietro, a nostro avviso non c'è, lo testimonia anche il fatto che dall'inizio dell'anno non ci sono state grandi iniziative, non c'è stato neanche un consiglio comunale dove poter immaginare di discutere qualche aspetto di programmazione per questo tipo di iniziative. Il PD attende fiducioso risposte, magari al prossimo Consiglio Comunale. Dietro l'angolo l'accusa più scontata, quella d'essere un partito disfattista, che il segretario Noro già respinge al mittente. Noi non vogliamo essere disfattisti, noi vogliamo essere concreti e in questo momento il problema di ciò che sarà dopo le Olimpiadi è un problema molto grosso perché nessuno sta gestendo questa partita. Noi vogliamo essere quelli che dicono questa cosa e faremo comunque di tutto per affermarla. 100 milioni di euro per il nuovo volto della stazione di Mestre, avvio dei cantieri previsto tra fine 2024 e inizio 2025. Ecco il volto della nuova stazione di Mestre nella sintesi delle immagini del nuovo progetto da 100 milioni di euro per i previsti 5 anni di lavori con l'avvio dei cantieri previsti tra fine 2024 e inizio 2025, così da Ferrovie Italiane. Abbiamo la gara per i lavori che bandiremo per marzo, a settembre aggiudicheremo le prestazioni, subito la progettazione e subito dopo l'avvio del cantiere che contiamo di far partire a ridosso dell'avvio dell'anno nuovo. La presentazione con tanto di plastico, con la previsione di un aumento del più 35% di passeggeri entro il 2030 rispetto agli attuali 15 milioni l'anno per i 600 convogli al giorno, dati per i quali la stazione di Mestre si pone tra le prime 10 grandi stazioni d'Italia. Tante le novità che trasformeranno lo scalo ferroviario mestrino in un nuovo hub di riconnessione urbana che unirà Mestre a Marghera con un doppio accesso. Attraverso delle opere che garantiscono la connessione fra le due parti oggi separate dalla ferrovia, parliamo di Mestre e di Marghera, quindi un'opera di scavalco, la completa sostituzione anche del fabbricato viaggiatori, cioè il fabbricato di stazione. L'attuale fabbricato sarà sostituito da uno più nuovo e moderno, previsto l'innalzamento del marciapiede del binario d'altezza 55 cm, quindi piste ciclabili pedonali sopraelevate con tanto di passeggiata boulevard tra il verde, una terrazza panoramica e un centro commerciale, il tutto attraverso un design privo di barriere architettoniche, garantisce Ferrovie Italiane. Quando ci sono cantieri ovviamente si possono sempre essere disagi, l'attenzione è minimizzare questo e ovviamente faremo di tutto per consentire che tutta questa fase di lavorazione importante veda la minimizzazione dei problemi. Via alla riqualificazione dell'ex caserma Salsa di Treviso, cominciati i lavori per il nuovo padiglione sportivo dedicato alla scherma e alle arti marziali, progetto da 2 milioni di euro finanziati dai fondi PNRR, uno spazio pensato per i giovani. Abbiamo dato il via ai lavori di riqualificazione della ex caserma Salsa attraverso i fondi del PNRR. Questo luogo, che era diventato ahimè un po' simbolo di abbandono e di degrado, verrà restituito alla comunità. Rigenerazione urbana, sport, cultura e tempo libero, uno spazio di 10.000 metri quadrati che verrà restituito alla comunità, un'area dedicata soprattutto ai giovani, iniziati i lavori per il nuovo padiglione dello sport. Sorgerà una palestra per la scherma, per sport indoor e poi il blocco arti marziali con i relativi spogliatoi e i servizi ausiliari, magazzini e depositi. Il progetto finale prevede che la struttura si sviluppi su 2 piani, spazi per l'infermeria, bagni, magazzini per le attrezzature e anche una terrazza panoramica che affaccerà su un parco verde. Progetto da circa 2 milioni di euro finanziati dal PNRR. Termine dei lavori previsto per la primavera del 2025. Questo è dedicato per sport che storicamente non hanno mai avuto una sede ufficiale e quindi sto parlando di sport come la scherma o come le arti marziali. Non solo sport, dunque, la riqualificazione dell'ex caserma Salsa comprende anche la realizzazione di uno studentato per gli universitari, servizi per la ricerca e start-up e un bosco urbano culturale con anfiteatro e altri luoghi di aggregazione.
Restiamo a Treviso per la vicenda di una 37enne migrante egiziano che ieri ha ricevuto dalle mani del sindaco Conte un attestato di riconoscimento dopo che aveva salvato a gennaio una bambina di 4 anni caduta nelle acque del Cagnan Grando in zona Pescheria. Il grande gesto eroico e di generosità, si è tuffato nel Sile ed ha salvato una bambina. Gli occhi gli brillano, sorride Mustafa, il 37enne che con un gesto fulmineo a fine gennaio si è gettato in acqua con documenti e cellulari in tasca, salvando una bambina di 4 anni, figlia di turisti, che era scivolata nel Cagnan Grando. Non sono un eroe, ci dice. È un gesto che dovrebbero fare tutti indistintamente da dove vengano, che siano europei, africani, arabi. In quel momento là non c'è cosa che distingue per fare questo gesto qua. Non parla ancora l'italiano, ma si è ripromesso di studiare per impararlo. Così, spiega, posso trovare un lavoro. Pittore, cartongessista, muratore, sogna di poter un giorno prestare la sua opera per poter avere i documenti e portare la sua famiglia a Treviso. Ha davvero l'atteggiamento giusto di una persona che vuole integrarsi, lo vuole fare con grande rispetto nei confronti della nostra comunità, però è una persona che merita di essere aiutata, non soltanto per il gesto straordinario che ha fatto, ma soprattutto per l'atteggiamento che ha. Padre di 6 figli che ha lasciato in un villaggio in Egitto vicino alla Libia. Quando ha salvato la piccola stava pensando a loro. Dice che purtroppo da 3 anni e mezzo non li vede e ci pensa ogni giorno pensa ai propri figli perché sono in una situazione un po' brutta. E spera di rivederli e di fargli fare un futuro qui in città. Mustafa è arrivato in Italia con il barcone in uno dei tanti viaggi drammatici, sopravvissuto assieme ad altri profughi. Ora è ospite nella caserma Serena. E quello che mi ha colpito particolarmente sono state le sue parole quando è tornato in caserma, che gli abbiamo detto subito bravo, è il nostro eroe. Lui ha risposto no, io mi sarei sentito un vile, avrei avuto paura di raccontarlo se non l'avessi fatto. Sorride e stringe il diploma fra le mani e dice: si sente l'uomo più felice del mondo in questo momento, soprattutto per aver incontrato il sindaco, averci parlato e per il riconoscimento della città. Trovata in un campo la testa della statuetta della Madonnina decapitata a fine gennaio a Tezze sul Brenta. Ora la statuina è stata restaurata e riposizionata nel suo capitello. Non è un'apparizione, ma l'ennesima dimostrazione di impegno civico. È tornata al suo posto, più bella di prima, la piccola Madonnina decapitata dai vandali lo scorso gennaio, sistemata e riportata a casa tra i fiori del suo capitello da Francesco Cerantola, presidente della locale sezione dei Fanti, custode volontario della lunga passeggiata ormai simbolo di Campagnari di Tezze sul Brenta. Trovata la testa della statuetta in un campo della zona, restaurata e poi rimessa al suo posto a disposizione della comunità. Un sentiero infatti, quello di Tezze, dedicato alla natura, preghiera e riflessione, che però non trova pace. Un anno fa, infatti, un altro atto vandalico. Un petardo aveva distrutto la statua di San Giuseppe posta in un altro capitello della passeggiata. La speranza è che i bocconi amari, o meglio incivili degli ultimi tempi, possano essere dimenticati al più presto. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, ma poi ci ritroviamo tra poco di nuovo in diretta. Parleremo di nuove frontiere in campo medico e scientifico, con i primi test su epidermide, pelle umana creata in laboratorio. Una nuova frontiera molto importante per il futuro della medicina e non solo. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio come detto alle previsioni meteo, pubblicità e poi ritorniamo di nuovo in diretta. Buona giornata. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'alta pressione è protagonista e regala ancora tempo stabile e mite. Il dettaglio di giovedì 15 febbraio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, specie sui rilievi, sulle zone pianeggianti. Al mattino sarà la nebbia ad impedire al sole di splendere, a seguire invece maggiori rasserenamenti.
Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 11 e 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo poco nuvoloso. Nelle ore notturne saranno possibili delle foschie o locali nebbie sulle zone di laguna e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà abbastanza soleggiato ma con nubi alte innocue in transito. Temperature minime sui 2 gradi, massime intorno ai 16. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.